le opinioni dei tifosi. Abbiamo subito un abitué di Calcio Napoli 24, stavolta però il sorriso non è lo stesso, è abbozzato. No, non è abbozzato, il sorriso è lo stesso, perché comunque stasera ci sta un po' di rammarico per la partita. Potevamo vincere, abbiamo avuto l'occasione del primo tempo, abbiamo avuto varie occasioni, poi loro hanno trovato un gol un po' fortunoso, c'è stata quella direzione di Anghissà e ha trovato il gol un po' fortunoso. Comunque niente, un pareggio. Ci sono un paio di domande che vorrei farti. La prima, la qualificazione alla prossima Champions League, ci credi, non ci credi? Ma con la vittoria di stasera c'era più possibilità, maggiore possibilità. Ovviamente. Non è che non ci credo. Finché la matematica non condanna, uno ci crede sempre, no? La speranza è l'ultima a morire, voglio dire. Niente, comunque martedì ci aspetta una bella partita. Andiamo a Barcellona cercando di fare una bella partita. Comunque il Napoli l'ho visto in ripresa, ripeto, qualche occasione il primo tempo l'abbiamo avuta, non l'abbiamo sfruttato. Vabbè, comunque il calcio è questo, un po' di rammarico c'è. Va bene, continuiamo così, forza Napoli sempre, grazie. Va bene, dai, ci sta. Comunque l'ottimismo. Abbiamo un altro amico che vuole dirci qualcosa. Come ti chiami? Antonio. È un'ennesima, la tristezza è un'ennesima delusione. Anche questa volta c'è stato anche un po' dell'arbitro che è stato proprio contro di noi su tutti i fronti. Dispiace tanto, perché dopo la vittoria con la Juve credevamo in una grande rimonta. Non è stato così, siamo ritornati nuovamente a un pareggio che ci ferma per la corsa per la Champions. Speriamo solamente che una buona partita di martedì per il proseguo per la Champions League, solo questo possiamo sperare quest'anno. Vorrei chiederti anche di Piotr Zielinski, era un po' la sua partita, visto che martedì giocherà a Traoré e invece non sembra essere riuscito ad incidere. Ormai Zielinski sta con la testa già a Milano, non gioca più come l'anno scorso, era un punto di riferimento, un pilastro della squadra che oramai non è più lui, si vede, se deve buttare il piede lo tira indietro, ha paura pure di farsi male, dispiace tanto. Dispiace veramente tanto, speriamo in una grande partita in Champions, questo è il nostro obiettivo di quest'anno, per passare andare avanti. Grazie. Forza e coraggio Antonio, Forza continua, abbiamo altri amici qua, lui lo sentivo particolarmente arrabbiato. No. Ti sentivo. Voglio fare i complimenti a Orsato. Sei una grandissima lotta. Un servo il parere dei tifosi partenopei, giustamente, che gli vai a dire, come lo vai a edulcorare. Abbiamo altri amici. Buonasera. Signora, prego. No, io non ne capisco. No, la signora non ne capisce, allora commentiamo tu, con te assieme alla partita. Come ti chiami? Giuseppe. Partiamo da quella che è l'analisi semplice della gara, ti aspettavi sicuramente qualcosina di più? Sì, qualcosina di più, ma specialmente per Anghissà, per me doveva essere l'unico che doveva essere cambiato, perché ha fatto proprio una partita bruttissima. Vedo la delusione nei tuoi occhi, nei vostri occhi. Chiaramente dopo la Juventus si aspettavano tutti qualcosina di più. Per il Barcellona resta ancora qualche speranza, si gioca martedì sera. Sì, ma il Napoli ha fatto un'ottima partita, è solo che purtroppo anche per colpa dell'arbitro è stata una partita un po' brutta. Ci acchiappiamo a Quiscia Kvaratskhelia. Sì, bellissimo gol, però purtroppo a volte non sempre basta. Grazie amici, grazie per essere stati qui con noi. Prego, buonasera. Napoletano tifoso del Toro, ci siamo rubati un punto. Napoletano tifoso del Toro, e com'è? Se è possibile conoscere la storia di questa persona? È una cosa che viene dalla nascita, a grande Paolino Puglia. È nato così? Anni, sì. Ciò non toglie che quando gioca il Toro e il Napoli sono combattuto, dicevo, un figlio napoletano, però ci siamo rubati un punto. Chissà in famiglia quante litigate quando si gioca a Torino-Napoli. Hai voglia, sempre. Abbiamo il parere del figlio, come avere un padre Granata? Meglio avere un padre torinese che Juventino. Assolutamente sì. E qui si è beccato l'applauso, buonasera. Napoli Allora, una partita ostruzionistica da parte del Torino. Il Torino ha fatto tutto per portarsi a casa il punto, ostruzione, perdite tempo, poi
Non so perché Orsato è stata assegnata questa partita quando ci sono 2 partite di cartello domani. Stranamente il disegnatore l'ha mandata a Napoli. A pensar male a volte ci si azzecca. Giusto. Parlava di Juric, dice che Juric ha fatto una gara un po' troppo attendista, anche molto scontrosa, eppure in tanti lo volevano come allenatore del Napoli. Se fossi un tifoso del Torino una squadra così non mi piacerebbe proprio. Una squadra che non gioca, una squadra che spezza solo il gioco avversario, sulle gambe, perde tempo. A lei? Allora è una squadra che effettivamente, come dice il signore, però intanto si è preso 4 punti quest'anno dal Napoli, quindi è un'annata veramente no. Ci ha sconfitto a Torino, ci ha pareggiato qua e non va bene così. Una partita sporca, molto sporca, non è piaciuta per niente. Sempre entusiasmo per Calzona, lo condividiamo, c'è ancora chi dice dobbiamo continuare con Calzona. Vediamo lui. Calzona non ha colpe. Oggi abbiamo avuto un'altra volta la verifica che è un'annata, è l'annata. Non possiamo dire niente, mo vediamo che succede col Barcellona. Ci speriamo sempre, ma è troppo difficile. Troppo difficile, dopo quello che è successo stasera. Sono punti che abbiamo capito che in Champions non ci andiamo. Perché stasera se ne fa 3. Pure sembrava che si fosse messa sul piano giusto col gol di Kvaratskhelia. Nel centrocampo non abbiamo un centrocampista che tira a porta, che fa un passaggio, non esiste proprio, questo è il problema del Napoli. Io voleva aggiungere un'altra cosa. No, vabbè, abbiamo fatto un passo indietro a domenica scorsa, almeno domenica scorsa contro la Juventus l'abbiamo fatta la partita e l'abbiamo giocata. Oggi un po' proprio come l'ha messa in campo il Torino la partita, un po' sporca, un po' spezzettata, eccetera. Però non siamo capaci di metterla dentro la palla. Abbiamo avuto delle occasioni, però siamo lì che sprechiamo e non mettiamo dentro la palla. Ragazzi, sempre forza Napoli e adesso speranza a martedì sera. Ci speriamo, il problema è che non si riesce a mettere la palla dentro e questo è il problema del Napoli, non si riesce a concretizzare. Vogliamo più cattiveria dei giocatori, non c'è fame, sull'1-1 stavano tutti fermi, non c'è un movimento, non possiamo segnare e prendiamo subito un gol, la difesa fa acqua, la mancanza di Kim si sente, il difensore non c'è, il problema sta da inizio anno, non sta mo'. Non riusciamo a concretizzare, tutti fermi, senza movimento, è inguardabile, non hanno fame questi giocatori. Tanto mettiti nei panni di Calzona, non hai Kim, come fai a tirare il meglio da questa fase difensiva? Solo il tempo può dargli un po' una mano, ma nemmeno troppo a quanto pare. La colpa non è di Kim, la colpa per me è del presidente che inizio anno gli è andata bene l'anno scorso, ha indovinato Kim che è un grande difensore, ma quest'anno con Nathan alla fine giocatore normale, l'infortunio, sei senza difesa, fai acqua là dietro, lui purtroppo è venuto da poco, come cioè, chi viene, la storia è sempre quella, deve finire solo quest'anno, la colpa è sempre sua ed è presidente. Barcellona? Dimmi solo se almeno un pochino ci speri. Ma veramente se Barcellona sta bene ci fa male di brutto. Specialmente se gioca il primo tempo a quando abbiamo visto un po' di Napoli, ma il secondo tempo spenti, specialmente al centrocampo, pure fermi, pure il centrocampo, non fa filtro con la difesa zero, niente da dire. Osimhen anche fermo, Zielinski ormai è inutile farlo giocare, già sta all'Inter, che lo fai giocare a fare Zielinski, si tira il piede. Grazie ragazzi, grazie, buon rientro. Ciao, io voglio dire solo una cosa, che come parla De Laurentiis in settimana contro la Lega, contro la Juve, succede questo, mandano Orsato che doveva dare 10 minuti di recupero ha dato 6 minuti. Ora basta, De Laurentiis deve stare zitto e comprare i giocatori, perché solo così possiamo andare avanti. Speriamo bene martedì che la squadra dà tutto e vediamo di passare questo turno, però De Laurentiis e poi Zielinski, stai a casa perché tu giochi senza voglia, perché sei andato già all'Inter e che il mister che lo fa giocare ancora è una cosa immaginabile. Abbiamo Touré, fa giocare Zielinski, no, zero veramente. Nemmeno per far riposare Traoré a questo punto. No, perché lui non gioca. Il primo tempo 3 volte ha tirato la gamba perché ha paura di farsi male e non è possibile. Abbiamo dei giocatori comprati che non li fa giocare. Ha fatto entrare la lista ma al 93esimo, dai, per piacere. Tanta amarezza, tanta tristezza, volevo chiedere a te. Delusione totale, come diceva il signore di prima, il Napoli ha un fantasma in campo e si chiama Piotr Zielinski. Zielinski non recupera un pallone, non crea azioni, è inutile in questa squadra. A questo punto io lo lascerei proprio in tribuna.
A Zilischi. Ma qua c'è l'iscritto di bus. Attenzione, abbiamo un dibattito. Il problema, chi va a vedere la partita, nessuno è tifoso, sono tifosi occasionali, il Napoli si ama, non si discute, hai da Lucca quando è allo stadio. Un appello per gli altri tifosi, andiamo avanti, grazie. Buonasera. Prego. No, il Napoli ha fatto una bella partita, anche perché noi non ci dimentichiamo che abbiamo la partita martedì con Barcellona, ce la giochiamo. Certamente un po' l'arbitro invece di farci giocare 90 minuti ci ha fatto giocare 65 minuti e quindi ha danneggiato un poco la squadra e poi loro si sono chiusi in difesa, è una bella squadra attrezzata, quindi il Napoli cercava, poi non ci dimentichiamo che abbiamo il 30% di Osimhen, sinceramente. 30% di risultati? Sì, perché il Napoli è dipendente di Kvaratskhelia secondo me, però Osimhen lo sappiamo, se sta bene non fa la differenza, però è quasi un mesetto e mezzo che non ci sta, però sempre forza Napoli. Sì, stavi completando. Stavo completando, sì, a mio avviso Zilischi è inutile in questa cosa perché ha già la testa a Milano purtroppo. Sono d'accordo col signore, il Napoli è dipendente da Osimhen, però anche Kvara fa il suo perché sbaglia quel gol nel primo tempo che poteva portarci su 1-0 e poi la partita lì è in discesa, che ovviamente il Torino si scopre e si aprono nuovi spazi per colpire in contropiede, però il calcio è questo purtroppo, non sempre quando domini riesci a vincere la partita. Quest'anno penso ci stia andando un po' tutto storto, che l'anno scorso questi gol li buttavamo dentro, quindi a mio avviso è questa la differenza netta che vi è con l'anno scorso, non il gioco né la costruzione, ma è il Napoli che non riesce a segnare subito, questo è il problema, che non è possibile che in casa contro il Torino che è una squadra di medio-bassa classifica al 45esimo siamo ancora 0-0, con diciamo al tramonto vi è un match col Barcellona che porterà via tante energie fisiche ma soprattutto psicologiche, quindi a mio avviso sbloccarla subito era fondamentale, così i giocatori negli spogliatoi già potevano pensare a martedì e a fare bene con la partita, però purtroppo non è stato così, c'è tanta amarezza e delusione, però il Napoli si ama, non si discute. Assolutamente. Posso fare un saluto? Volevo salutare 3 miei amici, Pasquale detto il Chiattillo, Giuseppe D'Amico il cane e Nazareno il Pentito. Ciao, io voglio bene. E nomi abbastanza coloriti. Ciao ragazzi, come ti chiami? Giuseppe, guardando in telecamera, mi racconti come hai visto questa partita? bene, poteva far di meglio il Napoli. Ogni volta che mi vedo mi impressiona perché mi devo comprare ogni volta una maglietta perché il Napoli mi piace. E penso che qua ce ne stanno parecchi che condividono la tua passione. Col Barcellona ce la facciamo, riusciamo a batterla? Sicuramente sì. Sicuramente sì. E allora salutiamoci con un forza Napoli! Grande Giuseppe, grazie a voi, buon proseguimento. Ci sono altri amici che vogliono salutare. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Niente, tutti noi tifosi cerchiamo il pelo nell'uovo, ma non è così. Purtroppo su 11 giocatori 5-6 giocano a calcio, gli altri sono assenti. Facciamo i nomi, dai. No, non mi va di fare nomi perché. No, vabbè, non si prendono codera, fidati. Hai tutto il diritto di dire quello che pensi. Chi non gioca a calcio? Sì. Chi non gioca a calcio? A malincuore Zilischi non gioca a calcio. Anche chissà cammina. Osimhen discontinuo? Non è presente. Cerca di dare lo sguizzo 90 minuti, 4-5 volte. Tipo Nathan si è giocato pure. Invece che quei reti li ho visti, quei reti di Lorenzo, Osticard, Raspadori quando è entrato, vabbè Kvaratskhelia non te lo diciamo. Opinioni su Calzona? Ma Calzona non è un valore aggiunto per te, non può farlo. Non è il problema l'allenatore può dare l'impronta, giusto? Ma il problema è lo stipendio. I giocatori vanno caricati. Anche dal punto di vista economico, stai dicendo? È normale, senza soldi non si cantano messe. È sempre stato così il mondo e non lo dico io. C'è un giocatore che vince il campionato, invece di premiarlo, che cosa si fa? No, devi diminuirti lo stipendio se vuoi rimanere perché qua si mangia bene, la mozzarella, la pizza. De Laurentiis diventerà un grande presidente, ma diventerà un uomo solo, lui e la sua famiglia.
perché non avrà amici. Noi ci stiamo vicini perché è il presidente del Napoli, ma sinceramente non ha amici. Vuole fare brindisi con il presidente del Barcellona, ma il Barcellona i giocatori se li tiene per sé, li compra, non li vende il Barcellona, li dà via quando sono finiti. Il Napoli deve fare amicizia De Laurentiis con le società piccole, con il Frosinone, con il Parma, con la Fiorentina. Se si fa nemici con queste società, tra virgolette, con tutti i rispetti, queste società piccole che possono vendere perché hanno bisogno di vendere, se ci facciamo nemici, parlo sempre di De Laurentiis, perché io rispetto tutte le squadre italiane, tutte. Un messaggio di amicizia, Presidente, No, se dobbiamo offrire qualche caffè, ma è normale, oggi si ci fatti amici a tempi paci, posso a tempi guerra. Se io mi voglio mettere per la strada e voglio fare, non va bene così, bisogna crearsi amicizie, perché queste amicizie un domani ti possono servire a qualcosa, e a te Presidente servono a te, perché a me non mi serve niente, perché io ho stato, non vengo più, mi dispiace ma non ci vengo più. Tanta delusione da parte dei tifosi, grazie per averla condivisa. Un bambino, papà portami allo stadio, Diciamo però un Forza Napoli in telecamera, vai. Forza Napoli. Grande, grazie. Buona serata, abbiamo anche Antonio, ciao Antonio. Il tuo sorriso in realtà non manca mai. Ma Orsato sempre a Napoli lo mando, perché? È una cosa scandalosa, sempre a Napoli viene. Dici che è stata colpa di Orsato quindi stasera? Ci stanno due rigori che non li ha dati. Poi non so sul gol del Torino, se stavo a che fare, non lo so. Ma come arbitro non mi piace proprio. Al di là di Orsato poteva essere migliorato qualcosa dal Napoli? Ma la squadra questa è... se non ci vince questa squadra, può darsi che pensano già a Barcellona. Magari un po' distratti dall'importanza della Champions League, come a volte Ciro Novellino ti distrae un po' quando lo segui in diretta, gli vuoi mandare un messaggio? Che ha fatto la Juve Stabia? Non lo so, lo possiamo chiedere a lui se vuoi. Vittorio, cosa ha fatto la Juve Stabia ieri? Il nostro Vittorio adesso te lo dice subito, al di là però se vuoi... Complimenti per Anna. Complimenti ad Anna? No. A me? E mica è mia figlia. No, che ma è il TikTok. Il TikTok? Di Anna, quello che chiama sempre. C'è un TikTok di Anna, non lo sapevo. Ha vinto 3-1 la Juve Stabia. Allora Ciro, buttati fuori. È Serie B, non ti nascondere. Non ti nascondere Ciro, esci fuori. Grazie Antonio, alla prossima. Sempre un grande, abbiamo altri piccoli amici che vogliono gridare un grande Forza Napoli. Forza Napoli, anche se oggi non abbiamo giocato molto bene, però purtroppo bisogna accettare anche quest'anno, purtroppo non si può vincere lo scudetto tutti gli anni, questa è un'andata sfortunata purtroppo, ci dobbiamo stare, magari l'anno prossimo facciamo di meglio, Forza Napoli sempre. La virtù della pazienza appresa già in più piccola età, sei d'accordo con quello che ha detto lui? Sì. Sì, è tutta colpa di Garcia perché non ha fatto allenare bene i giocatori e poi è un pochino colpa di Mazzarri che non ha fatto pure lui non ha fatto allenare bene i giocatori. Giustamente, si vanno a ricercare le colpe in quelle che sono nel passato. Poi ci dobbiamo abituare a queste sconfitte, però l'anno prossimo forse andiamo bene. Con un nuovo acquisto. Chi vorresti che il Napoli comprasse? Mbappé, giustamente bisogna puntare in alto. Bravo, intenditore. Grazie. Ci sono altri bambini, alterniamoci un pochino. Buonasera. Ciao. Parlavamo prima con Pasquale, io ero molto scettico perché qua già si parlava di Champions League conquistata dopo la vittoria con la Juve e la vittoria di Sassuolo, chi parlava di sfatare il miniciclo per vincere le 3 partite consecutive, chi parlava già del passaggio del turno a Barcellona. Purtroppo noi siamo un popolo fatto così, in un attimo ci infiammiamo. Io ero un po' cauto, sapevo che stasera era difficile ma era importante vincerla questa partita. Non ci siamo riusciti perché quest'anno
i palloni non entrano come lo scorso anno. Il primo tempo abbiamo creato secondo me 3-4 occasioni che 2 le devi mettere per forza dentro, perché se chiudi 2-0 il primo tempo, il secondo tempo la giostri e poi vai a Barcellona con un piglio diverso. Purtroppo quest'anno non è così, dobbiamo stare attenti se vogliamo andare in UEFA, perché rischiamo anche di non entrare in UEFA, perché gli altri, per esempio domani ci sono tutti scontri diretti che noi potevamo approfittare. Abbiamo perso 2 punti col Genova, 2 punti li abbiamo persi col Cagliari, 2 punti questa sera. Incomincia a diventare tanti. Grazie mille. Buonasera, abbiamo signori Michele Ianese nella sua versione migliore, quella attorniato da belle ragazze. Buonasera Michele. Abbiamo appena fatto un gemellaggio. Buonasera agli amici di Calcio Napoli 24 che sono i numeri 1 in assoluto, però abbiamo fatto un gemellaggio. Avete già gemellato? Ma nemmeno il tempo di conoscervi. Guarda. Avete già gemellato. Guarda. Complimenti. Fai vedere. Guarda, tifosa del Toro. Tifosa del Toro che però si è, possiamo dire, convertita. Però gemellata. No, ma io ho sempre avuto un debole. Ciao ragazzi, forza Napoli. Ciao Michele, grazie insomma per il supporto. La tifoseria del Napoli, per d'altra parte io sono di Torino, tifo Toro, no? Quindi tifo la squadra della mia città. E a Napoli per forza si tifa Napoli, no? E siete tanto passionali, quindi da appassionata granata, da sanguinea, ovvio che io apprezzo molto tifoserie così, quindi... Contenta quindi del punto di questa sera, commentiamo un po' la partita, perché mi sembri anche molto appassionato. È un punto d'oro per noi venire a Napoli e fare un punto. Sicuramente il Napoli non è quello dell'anno scorso, non è nemmeno quello che abbiamo visto all'andata, quindi in realtà recentemente 2 mesi fa, però Calzona ha portato un po' di entusiasmo, quindi temevo il Napoli, sono sincera. Ha delle individualità pazzesche, forti, che ovvio che se rendono fanno la differenza. Infatti Kvaratskhelia oggi secondo me è stato il migliore del Napoli. E noi eravamo abbastanza decimati soprattutto a centrocampo, tant'è che l'ultimo cambio è stato un centrocampista per un esterno, quindi non so nemmeno come siamo scesi in campo gli ultimi 10 minuti. È stata una partita poi effettivamente un po' nervosa, quindi anche fallosa, perché credo che negli ultimi 10 minuti sia del primo tempo che del secondo abbiamo giocato forse 2 minuti, e sicuramente bene il rientro di Toni che finalmente ha ritrovato il gol, perché le ultime partite è stata una chiavica, si può dire? È praticamente diventata una sorta di Calcio Torino 24, si sta mischiando tutto, però bene, brava, prego. Mi ha chiesto il commento della partita, quindi io te la commento lato nostro. Mi aspettavo forse una partita un po' più vivace, un po' più bella rispetto a quello che è stato. Ovvio che mi aspettavo che il Napoli partisse a razzo e facesse la partita, perché giustamente lui doveva portarsi a casa i 3 punti. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi, un saluto. C'erano altri ragazzi che volevano intervenire. Ciao, come ti chiami? Dario. Raccontiamo la partita, secondo te il Napoli meritava di vincere? Sì e no, perché quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna rispetto all'anno scorso che abbiamo vinto lo scudetto, però lo dobbiamo anche accettare. Se un anno non siamo stati tanto bravi, quest'anno non siamo stati tanto bravi, l'anno scorso almeno abbiamo vinto lo scudetto e questo è l'importante. Giustamente, so con la vita, bravo Dario, non è che dobbiamo per forza vincere. Buonasera. Allora, a Mario Rui va dato 10 in pagella, perché uscire dal campo e dire ad Orsato che deve fare sempre il fenomeno me lo rende il leader in assoluto. Zilischi, il grande campione, noi ti aspetteremo sempre qui a Napoli, perché noi ti stiamo aspettando dal primo giorno. Abbiamo giocato in 10. Calzona, bello mio, ma se noi teniamo a Lindström abbiamo messo tanti soldini per comprarlo, e se non lo metti in campo oggi che abbiamo una partita con il Barcellona, giustamente i ragazzi pensano prima al Barcellona e poi tutto il resto, onestamente già è quello che è. Se tu non ci metti un po' di linfa vitale in più e tieni da Lindström e altro in banchina fino al 70° e non se ne parla più. Questa è la mia Grazie mille, sintesi perfetta. Abbiamo anche Enzo, prego Enzo, almeno un saluto dai, questa è una chicca per gli intenditori, è una sorta di CN24 Inception. Enzo, commentiamo la partita. Allora, per me è stata una grande prestazione quella che ha fatto il Napoli, sicuramente è mancato il risultato finale che è stato quella della vittoria, però ho visto un Napoli in forma, che ha fatto un grande palleggio. Il gol di Kvaratskhelia per me è stato un gol che mi ha ricordato il Napoli, quello il grande Napoli, perché è stato veramente un gol capolavoro per me, tutta l'azione che ha portato al gol di Kvaratskhelia. Purtroppo quest'anno ci manca anche un po' di fortuna, perché
calcio è fatto anche di fortuna. Il primo tempo Milinkovic-Savic ha fatto una grandissima parata, anzi quello era un gol fatto. Anche due forse. Una e mezza, va? Una e mezza. Io allora sono fiducioso per il proseguo del campionato. Secondo me a questo punto fare il quarto posto con molta franchezza la vedo dura anche perché il Bologna sta... Però potrebbe bastare il quinto per arrivare in Champions League se l'Italia dovesse continuare ad andare bene. Visto che quest'anno non abbiamo fortuna, può essere che a fine campionato la recuperiamo così. Esatto, anche perché il Bologna va forte, la Roma con De Rossi sembra un'altra squadra, al Napoli purtroppo mancano i 3 punti, ma non manca la prestazione perché questa sera ha fatto per me una grandissima prestazione. Non dico che è un Napoli che è ritrovato, però un grande Napoli ho visto stasera. Non sono d'accordo con il tifoso di prima sui cambi perché è veramente hai l'imbarazzo della scelta nel sostituire i calciatori, perché è vero, metti Lidstrom è un esterno sinistro, che fai? Togli Kvaratskhelia che è stato uno dei migliori in campo, quindi molte volte non è semplice fare l'allenatore e noi tifosi siamo bravi comunque a giudicare poi col senno di poi, però secondo me Calzona ha dato linfa vitale a questa squadra, la squadra è ritrovata e io sono fiducioso fino a fine campionato, un po' pessimista sul quarto posto, però secondo me possiamo terminare la stagione con dignità, secondo me. Grande Enzo, chi vuoi salutare in studio? Allora sicuramente saluto Ciro Novellino, ci sta, saluto Ciro, gli mando un bacio, saluto Emanuele mio cugino e poi saluto il grande direttore Salvio Passante, perché zio Salvio va salutato. Un bacio a tutti e saluto anche nonno Peppe, l'ho chiamato, non mi ha risposto, volevo sapere se c'era il rigore su Osimhen, però un amico mi ha detto che non c'era, quindi va bene. Perfetto, direi, era proprio quello che volevo.